Dopo 2 anni di stop dovuto alla pandemia, finalmente riprendiamo con le nostre tradizioni, cercando di trasmettere un po' di positività. In questo momento ne abbiamo bisogno tutti quanti. È stata emblematica la benedizione da parte di Don Flavio, proprio perché auspichiamo di dare avvio ad un periodo di salute, di prosperità e finalmente di cose positive, quindi ben vengano le nostre tradizioni. Le giostre per i bambini saranno presenti fino al 20, quindi fino a domenica prossima, ma il fulcro della festa è proprio tra oggi, domani e dopodomani, quindi con San Valentino e la messa nel pomeriggio, con anche l'esposizione della reliquia di San Valentino, quindi dei momenti importanti per la nostra comunità e un momento per stare tutti insieme. La fortuna ha voluto che ci fosse anche la possibilità di togliere la mascherina all'aperto, quindi anche se negli spazi della festa sarà prudente e consigliato indossarla, si potrà comunque stare all'aperto senza mascherine in altri luoghi.